Il finanziamento della Regione servirà a studiare le cause dello sgretolamento della falesia in cui è incastonata la famosa scogliera di Marnabianca di Realmonte. Moncada Energy Group condannata a pagare al comune di Porto Empedocle 1 milione di euro per inadempimento del contratto di locazione. Franco Baresi, storico capitano del Milan, presenta il suo libro da Agrigento. L'Acragas batte in trasferta il Monreale e vola in vetta. Psichiatri, neurologi e geriatri, medici di base a confronto su un tema attualissimo, sintomi della depressione ai tempi del Covid. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Dalla Regione 1 milione di euro alla Scala dei Turchi. Il finanziamento è destinato a studiare le cause dello sgretolamento della parte sommitale della falesia in cui è incastonata la fragile e preziosa scogliera di Realmonte. C'è il servizio. Tutela della Scala dei Turchi. Dalla Regione 1 milione di euro per fermare l'erosione. In particolare serviranno per sostenere le attività di monitoraggio dei fenomeni erosivi che rischiano di deturpare le pareti rocciose della preziosa scogliera di Marnabianca di Realmonte. Le indagini specialistiche che stiamo per disporre, sottolinea il presidente della regione Nello Musumeci, dovranno dirci al più presto cosa provoca lo sgretolamento della falesia di Marnabianca, in modo da poter affidare a esperti di altissimo valore senza indugi la pianificazione delle opere che serviranno a salvaguardare l'integrità di questo meraviglioso angolo della Sicilia. Il nostro obiettivo, spiega l'assessore regionale al territorio Totò Cordaro, è quello di compiere entro la fine dell'attuale legislatura ogni atto che serva alla fruizione corretta, sicura, confortevole e rispettosa di questo meraviglioso scenario che il mondo ci invidia. Sarebbero serviti almeno 4-5 milioni di euro, ma è un buon segnale. Se si vuole riaprire la Scala dei Turchi è necessario metterla in sicurezza, mettere in sicurezza quella che è il costone superiore che è crollato nel 2017, nel 2019 e nel 2020 e da questo ripartire se vogliamo riaprire la Scala dei Turchi. La Scala dei Turchi, come tutti sappiamo, è stata sequestrata dalla Procura della Repubblica di Agrigento poiché è insicura. Ci deve essere un organo, un ente, che può essere il comune, che può essere la regione, che si fa carico di metterlo in sicurezza e si fa carico anche della sicurezza dei cittadini e quindi la Procura della Repubblica può dissequestrarla. Appelli ai cittadini affinché gli stessi paghino le bollette, con i comuni che però a quanto pare al momento sarebbero latitanti rispetto alla liquidazione delle somme dovute ad AICA per i consumi degli edifici pubblici. A lanciare la bomba, che è in realtà un appello, sono le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL che invitano le amministrazioni comunali della provincia di Agrigento, proprietarie di AICA, a pagare le bollette dell'acqua per le utenze intestate ai comuni. In tal modo aiuteranno l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato a contribuire a superare questo momento estremamente delicato e difficile. Il credito oggi vantato da AICA ammonterebbe a diverse centinaia di migliaia di euro, per quanto la consortile al momento non sia entrata nel merito di questa spinosa vicenda. Parliamo adesso di efficientamento energetico in 91 siti culturali della Sicilia. Il governo Musumeci ha presentato un apposito progetto a Palazzo d'Orleans. Si tratta di un piano di interventi di riqualificazione per modernizzare gli impianti energetici e ridurre i consumi elettrici. Vediamo. Credo sia il primo progetto analogo in Italia di collaborazione pubblico-privato su questo fronte. La Sicilia è l'unica regione italiana che ha assoluta autonomia sulla gestione dei beni culturali. Mi sembra davvero un significativo passo avanti. Sono contento di avere potuto destinare 20 milioni di euro dei nostri fondi comunitari. Noi partecipiamo per il 49%, il privato per il 50%. Andiamo avanti perché adesso bisogna passare alla fase operativa. È un progetto che durerà 30 anni, i primi 2 anni saranno destinati alla realizzazione
che consiste non soltanto nell'efficientamento energetico, ma anche in un nuovo revamping, quindi una nuova illuminazione e anche nella creazione di energia verde che verrà chiaramente trasferita nella rete. Parliamo di 91 siti, efficientamento energetico e un'illuminazione adeguata dei nostri luoghi della cultura tra parchi archeologici, aree archeologiche, musei e antichi palazzi. Questo è qualcosa che non si era mai visto in Italia. Il progetto prevede una prima fase di efficientamento, i primi 2 anni, e poi prevede 28 anni di gestione dove noi garantiamo che il sito rimanga sempre in ottimo stato di manutenzione. Il risparmio è il 25% sulle bollette attuali. Nel corso di una diretta a Facebook, il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, ha rivelato che la Moncada Energy Group è stata condannata a pagare al comune di Porto Empedocle oltre 1 milione di euro per inadempimento del contratto di locazione dell'intera area Moncada. Il contenzioso sul pagamento dell'affitto si protrae dal 2013. Il Tribunale di Palermo ha disposto la condanna al pagamento di 1.106.000 euro al comune, disponendo anche la risoluzione del contratto e quindi la restituzione dei luoghi. Il sindaco Carmina ha affermato: abbiamo provato a trovare un accordo con Moncada per arrivare ad una soluzione, ma ogni tentativo è fallito e l'azienda, nonostante non pagasse più l'affitto, ci ha pure citati chiedendo un risarcimento per 13 milioni di euro per il crollo di un capannone. Adesso è arrivata la sentenza che ci dà ragione. Vediamo. Voi sapete che per anni, fra le tante questioni che hanno attanagliato il nostro paese, c'è la questione del terreno, del territorio, della parte di porzione di Porto Empedocle occupata dalla Moncada Energy. Questo allora nel 2007-2008 si fece un contratto con cui fu affidata l'area appunto che tutti chiamiamo Moncada a questa impresa che da costruzioni poi passò a Moncada Energy e che però dal 2013, cioè dalla fine del 2012, non pagava più i canoni di affitto relativi all'area che è occupata dalle sue imprese e non assolveva più agli obblighi previsti dal contratto. Questa situazione rimase così irrisolta per un periodo di tempo. Quando io arrivai a luglio del 2016 ho preso in mano questa questione annosa. Abbiamo dovuto studiare le carte, abbiamo verificato ciò che avesse fatto l'avvocato che era stato incaricato a fine mandato circa dall'ex sindaco, che però non aveva in realtà proceduto. Quindi io l'ho convocato, abbiamo fatto il punto della situazione, mi ha dato determinate giustificazioni per il ritardo e abbiamo ricominciato ad analizzare, a cercare di portare soluzione a una questione che implica anche risvolti giuridici di una certa complessità. A questo punto io ho ritenuto di dover nominare un altro avvocato insieme all'avvocato Neri, che è l'avvocato Giordanella, che è un noto amministrativista, uno dei più importanti studi che abbiamo qua in Sicilia. Insomma, ho ritenuto che ci volesse insieme all'avvocato Neri anche una posizione ulteriore a rafforzare la difesa del comune. Così abbiamo proceduto, abbiamo anche per un certo periodo cercato di verificare la possibilità di un accordo transattivo con l'impresa Moncada, insomma tante riunioni, mesi eccetera, perché volevamo portare a pronta soluzione la vicenda. Che voi sapete tutti che poi le cause, una volta che iniziano, hanno normalmente purtroppo in Italia un lungo iter. Quindi fallito ogni tentativo di transazione, anche perché le pretese da parte della Moncada erano secondo noi infondate e troppo onerose per l'ente, quindi fallito ogni possibilità di transazione siamo andati a causa. Abbiamo instaurato mi pare 2 procedimenti, insomma.
la Moncada ci faceva una richiesta, fra l'altro, a suo dire, cioè non solo non pagava dal 2013, ma a suo dire aveva subito un danno dal comune per via del crollo di un capannone di una ricostruzione e faceva una richiesta di circa 13 milioni di euro. Sì. Chiedeva al comune la Moncada Energy un risarcimento complessivamente di 13 milioni di euro, quindi non solo non avrebbe pagato i canoni dal 2013 ad oggi, ma faceva una richiesta di pagamento di 13 milioni di euro. Naturalmente ci siamo costituiti in giudizio, siamo andati avanti e oggi mi arriva la bellissima notizia che abbiamo vinto la causa, quindi il giudice dichiara risolto il contratto con Moncada, che quindi dovrà restituirci le aree che noi metteremo a disposizione di chi voglia intraprendere iniziative imprenditoriali a Porto Empedocle. Noi o chi verrà per noi, diciamo, deciderà il nuovo sindaco, però certamente ha questa opportunità di decidere, di portare avanti questa situazione, quindi dichiara risolto il contratto per inadempimento di Moncada, non certo del comune, quindi un'opportunità in più per noi, e condanna la Moncada Energy al pagamento della somma complessiva di 1.106.000 euro e spicci dovuta a titolo di canoni di locazione dei manufatti dell'area locata per gli anni 2013, 14, 15, 16 e 17, oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, quindi a questa somma va aggiunta i canoni per gli anni in cui si è svolto il giudizio fino al soddisfo, quindi in realtà la somma è ben più elevata, e naturalmente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio. Si svolgerà il prossimo 5 novembre la perizia psichiatrica su Antonio De Pace, l'infermiere calabrese che ha ucciso la fidanzata di Favara, Lorena 40, in un'abitazione di Furcisiculo nel Messinese il 31 marzo 2020. Così hanno disposto i giudici della Corte d'Assise di Messina. A chiedere la perizia è stato il pubblico ministero a seguito del deposito di una perizia da parte della difesa dell'imputato. Ad assistere la famiglia di Lorena 40 sarà l'avvocato Giuseppe Barba. In aula è stato ascoltato il medico di famiglia di De Pace. Il professionista avrebbe escluso precedenti psichici o disturbi di qualsiasi natura. Il dibattimento è stato aggiornato al prossimo 19 gennaio. Una grana giuridica incombe su Palazzo delle Aquile, una maxi inchiesta è in corso ad opera della Procura della Repubblica di Palermo e della Guardia di Finanza. La Procura di Palermo ha notificato 24 avvisi di conclusione delle indagini, l'atto anticamera della richiesta di rinvio a giudizio, ad altrettanti amministratori e burocrati del comune, tra cui il sindaco Orlando. A lui, ex assessori, dirigenti e capi area comunali, si contesta l'ipotesi di reato di falso materiale in atto pubblico, perché falsi sarebbero i numeri delle entrate e delle uscite poi inseriti nei bilanci approvati negli anni 2016, 17, 2018 e 2019. Più nel dettaglio, secondo le Fiamme Gialle, coordinate dai magistrati, le previsioni di entrate sarebbero state sovrastimate. Il segretario Nicolò Lauricella del SINAP, sindacato della Polizia Penitenziaria, traccia il punto sulle ultime vertenze che hanno interessato il comparto. Vediamo. Il SINAP, sindacato nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria, riunirà il suo gruppo dirigente della Sicilia orientale il domani, giorno 22, a Catania, alla presenza dei massimi vertici dell'organizzazione. Oggi più di ieri è necessario comporre le fila per denunciare pubblicamente contro una politica penitenziaria fallimentare, per esternare tutto il nostro legittimo dissenso, perché ormai la situazione ha superato ogni limite di sopportazione ed è fuori dal controllo dello Stato. Organici sottodimensionati e per il diritto alla sicurezza nei posti di lavoro e il diritto al recupero psicofisico contro lo stato di abbandono in cui versa il personale di Polizia Penitenziaria della Sicilia, questi temi che saranno trattati. Presente anche il segretario nazionale del sindacato.
No, sicuramente personale né in Sicilia e anche in tutta Italia non rimarrà mai abbandonato. Noi abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare tutti i giorni, non soltanto quel mese d'ottobre, come dice qualche altro dirigente sindacale appartenente a qualche altra organizzazione sindacale. Noi abbiamo lavorato e lavoreremo tutti i giorni, sia per quanto riguarda le aggressioni del personale di polizia penitenziaria, sia per quanto riguarda il contratto di lavoro che stiamo intervenendo con i massimi vertici sia del governo con la nostra segreteria generale, e sia anche per quanto riguarda gli ultimi eventi che sono accaduti sia a Frosinone che a Sollicciano, con l'ultima direttiva della circolare del Dipartimento, che naturalmente l'unica cosa che ha saputo fare è sminuire il corpo di polizia penitenziaria e avvalorare la tesi di chi delinque naturalmente deve essere agevolato. Vedasi che le perquisizioni, la circolare emanata dal capo dipartimento, le perquisizioni deve essere straordinarie, che servono per andare a ritrovare eventualmente oggetti non consentiti. Per esempio, oggi abbiamo il fenomeno dei cellulari, che naturalmente dentro gli istituti penitenziari sono ormai colmi di cellulari. Noi dobbiamo dirlo prima naturalmente al DAP e successivamente come corpo di polizia dobbiamo dirlo anche al garante dei detenuti. Allora noi non riusciamo a comprendere quale sia allora l'importanza di andare a fare un'informazione straordinaria. È come dire al ladro: vedi che stiamo venendo e che è stato rubando, stiamo venendo a arrestare. Questo è inconcepibile. Poi la sicurezza è demandata ai prefetti, non è demandata a una circolare dipartimentale, e naturalmente noi stiamo cercando di mettere in campo tutte quelle iniziative previste dalla legge, sia di una manifestazione a livello nazionale e sia delle diverse manifestazioni che abbiamo fatto in passato davanti alle prefetture, investendo proprio il prefetto come massimo organo per mantenere l'ordine e la sicurezza dei cittadini. Ha tentato di rapire un bambino di 5 anni e ha palpeggiato la mamma del piccolo. I carabinieri di Castelvetrano, in provincia di Trapani, hanno arrestato un 32enne originario del Mali, regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora. L'uomo è accusato di violenza sessuale, tentato sequestro di persone e lesioni personali. In particolare i carabinieri sono intervenuti su richiesta della vittima, una donna del posto, che ha raccontato che un uomo aveva tentato di rapire il proprio figlio di 5 anni e poi l'aveva aggredita. Nonostante lo stato di shock in cui si trovava, ha raccontato di essere riuscita a difendere il piccolo con tutte le proprie forze e poi ha respinto l'assalto dell'uomo, che l'ha anche palpeggiata. Appena ha potuto, ha chiamato i carabinieri, che l'hanno raggiunta e raccolta la prima descrizione. Hanno subito individuato l'aggressore, che si era dato alla fuga a piedi. Il bambino ha riportato contusioni a entrambe le gambe. Da quello che hanno accertato i militari dell'Arma, il fermato solo poche ore prima era stato soccorso da un'ambulanza del 118 che l'aveva trovato riverso per terra. Nel tragitto per raggiungere l'ospedale aveva compiuto atti autoerotici davanti al personale medico, composto anche da una donna, oltre ad aver danneggiato l'interno dell'ambulanza. È stato così eseguito il fermo dell'uomo, condotto in carcere. Il GIP di Marsala ha convalidato il fermo e il 32enne si trova nel carcere di Trapani. Il capogruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale, Giuseppe Lupo, annuncia che l'assessorato all'agricoltura ha sospeso l'attività dei forestali, 151isti e 101isti, a decorrere da domani 22 ottobre, con ultimo giorno di lavoro oggi 21. Sospesi anche 78 unisti a decorrere dal 28 ottobre, e ciò in attesa dei fondi necessari. Lupo commenta: altro che riforme, il governo Musumeci ormai non è in grado di far fronte neppure all'ordinaria amministrazione. Ai lavoratori forestali è stata infatti comunicata l'interruzione dell'attività a causa della mancanza degli appositi fondi europei. I poliziotti del commissariato Frontiera di Porto Empedocle hanno arrestato una donna del posto, EGF, queste le iniziali della quarantenne, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato all'interno dell'abitazione dell'Empedoclina dopo alcuni giorni di appostamenti. Gli agenti hanno notato uno strano via vai di persone, decidendo dunque di controllare la casa. Una volta dentro hanno ritrovato 37 grammi di hashish e marijuana, pronte per essere immesse sul mercato.
Anziché stare agli arresti domiciliari si allontanava dall'abitazione per accompagnarsi con pregiudicati e commettere furti. Un quarantenne di Canicattì è stato adesso portato in carcere al Di Lorenzo di Agrigento. Ad eseguire l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla prima sezione penale del Tribunale di Agrigento sono stati nella giornata di ieri poliziotti del commissariato di Canicattì. L'uomo era stato già segnalato e anche più volte perché era evaso appunto dagli arresti domiciliari e perché aveva commesso, anziché appunto starsene a casa, più furti accompagnandosi con pregiudicati. La Procura di Agrigento ha dunque chiesto e di fatto ottenuto l'aggravamento della misura cautelare e il quarantenne ieri è stato portato in carcere. Quella casa, la residenza coniugale, avrebbe dovuto lasciarla, essendo stata assegnata alla moglie e alla figlia già da un po'. Non lo ha però fatto e martedì è arrivato lo sfratto esecutivo, sfratto che il quarantenne agrigentino non aveva nessuna intenzione di rispettare nonostante a Villaseta fosse arrivato l'ufficiale giudiziario. È stato necessario l'intervento dei poliziotti della sezione volanti della questura. Gli agenti per più di un'ora e mezza hanno provato a spiegare all'uomo che stava correndo dei rischi perché c'era da eseguire una sentenza senza se e senza ma. Il quarantenne non voleva però sentire niente, nessuno, e per un'ora e mezza circa appunto si ostinava a rimanere dentro le mura domestiche. Quando gli animi si sono surriscaldati, i poliziotti delle volanti sono stati chiari senza alcun mezzo termine: la sentenza era esecutiva e in forma coatta. Pertanto il quarantenne o lasciava la residenza oppure sarebbe stato portato via con la forza, rischiando fra l'altro una denuncia o un arresto per resistenza pubblico ufficiale. L'opera di convincimento non è stata appunto semplice, ma alla fine il quarantenne ha fatto esattamente come i poliziotti gli hanno consigliato e ha dunque lasciato l'abitazione. Tutto pronto per il progetto Scuole Sicure a Palma di Montechiaro. Si tratta di un intervento finanziato dal Ministero dell'Interno per prevenire la diffusione della droga negli istituti scolastici. A darne notizia è la Prefettura di Agrigento, che conferma l'accoglimento della proposta presentata dal Comune di Palma, ed è stata la stessa Prefettura ad approvarla poiché ammissibile secondo i criteri indicati dal Ministero. Per il territorio di Palma è stato proposto un progetto articolato che prevede sia l'estensione del sistema di videosorveglianza integrato con l'incremento dell'attività della Polizia Municipale, sia una serie di azioni volte alla prevenzione attraverso attività di informazione e formazione. Già pervenuta la comunicazione ministeriale di accoglimento che prevede contributo di 15.000 euro. I fondi saranno a breve erogati tramite la Prefettura. A garanzia degli impegni assunti sarà stipulato tra Prefettura e Comune beneficiario uno specifico protocollo d'intesa che contempla il monitoraggio delle iniziative anche attraverso report mensili sulle attività. Un'opportunità soddisfacente, ha detto il prefetto Maria Rita Cucciufa, che potrà fornire un utile supporto alle azioni sullo specifico obiettivo di riconosciuta e sensibile attualità. Il Consiglio ha una serie di punti molto importanti. Io vorrei partire dall'esigenza fondamentale, che è quella della ripresa economica, che è un punto decisivo. La Presidente della Commissione ha fatto alcuni riferimenti molto importanti, che io vorrei cogliere, però anche indicando quelle che sono le nostre posizioni e alcune forti perplessità rispetto a delle scelte che vengono portate avanti, partendo dal tema della impennata dei prezzi del gas e dell'energia, un tema che sicuramente rappresenta un vero limite e che rischia di colpire duramente i nostri consumatori e le nostre imprese. Ecco, qui io mi ricollego al tema della transizione verde e colgo nelle sue parole, Presidente von der Leyen, dei punti fondamentali, ma che rappresentano anche, rispetto alla impostazione della Commissione, dei limiti. Lei ha parlato di un problema vero. Il problema vero è quello della tempistica delle autorizzazioni, delle scelte sulla energia rinnovabile, ed è il tema che rende non credibile l'impostazione del Green Deal, perché se noi abbiamo quella tempistica, 6-7 anni, per poter realizzare un intervento di energia rinnovabile, abbiamo la certezza che la programmazione messa in campo è una programmazione che non troverà una sua attuazione. E questo riguarda anche un altro aspetto al quale lei ha fatto riferimento molto importante, che è quello relativo all'approvvigionamento da terzi, e sul quale serve un quadro chiaro per l'Europa. Voglio concentrarmi su un'altra questione importante, il tema dell'immigrazione. Le dichiarazioni sono condivisibili in linea di principio, ma a marzo si è rinviato a giugno si è rinviato a ottobre non so a quando si rinvierà, il tema relativo alla questione dell'immigrazione. Abbiamo tre problemi
tre fronti diversi sui quali l'Europa si approccia in modo sbagliato e differente. Il primo è quello del rapporto con la Turchia, dove Erdogan sembra dettare l'agenda anche con le sue dichiarazioni, perché mette all'incasso quello che è il suo atteggiamento, il suo comportamento per bloccare quel flusso migratorio. Un secondo flusso pericolosissimo, che è quello che viene utilizzato strumentalmente da Lukashenko rispetto all'azione che sta avvenendo in Afghanistan e al tentativo di mettere in campo una strumentalizzazione grave della gestione del flusso migratorio rispetto ai paesi dell'est europeo. E un terzo fronte, che è quello del Mediterraneo, dove cresce la presenza e l'importanza e la rilevanza politica della Russia e della Turchia, diminuisce quella dell'Europa e si sta prefigurando uno scenario nel quale utilizzare ancora una volta con lo stesso meccanismo il tema dell'immigrazione. Su questo noi ci aspettiamo delle risposte serie, insieme al tema della transizione digitale, che è un altro aspetto molto importante. Franco Baresi ad Agrigento, lo storico capitano del Milan e della Nazionale, presenta il suo libro. Eugenio Cairone. Libero di sognare è il titolo del libro che Franco Baresi, capitano del Milan e della Nazionale, vera leggenda di un difensore, ha presentato anche ad Agrigento. E liberi di sognare sono stati i tifosi milanisti e non solo, che all'hotel Acrabello del villaggio Mosè hanno visto dal vivo l'uomo e il campione, che non ha mai smesso di indossare la maglia rossonera. Franco Baresi è la figura storica del Milan, del grande Milan, la squadra di persone menzionate nel libro, ovvero Enrico Sacchi e Silvio Berlusconi. È stata una gioia per i tifosi milanisti che un campione come Franco Baresi lo hanno visto solo in televisione. Tifosi che hanno avuto la possibilità di avere rilasciato un autografo con disponibilità e cortesia, quella che distingue i veri campioni. Per avere consentito tutto questo bisogna ringraziare gli organizzatori Gioacchino Cutaia e Giuseppe Cusumano, presidenti del Milan Club di Agrigento, ai quali non è sfuggito proprio nulla per una mattinata all'insegna della gioia sportiva, con una conferenza stampa che ha preceduto l'evento, coordinata da Domenico Vecchio. Per i prossimi appuntamenti Cutaia e Cusumano annunciano grandi sorprese e altri nomi eccellenti del calcio, ovviamente del mondo Milan. Franco Baresi, che non era mai venuto ad Agrigento, non poteva andare via senza una visita ai templi, accompagnato da un gradevole sole. I tifosi tante volte vanno allo stadio e vengono così, quando si trovano in gruppi approfittano di questa situazione per magari fare cose che non si dovrebbe fare, ma tutto basta. E dare un messaggio ai giovani non è semplice oggi. Però quello che penso io che sia sempre fondamentale è l'aspetto umano. Io credo che l'aspetto umano, il rispetto e l'educazione non devono mai mancare. Abbiamo sempre detto che con rispetto e educazione va in tutto il mondo, puoi andare in tutto il mondo. Quindi, i giocatori in campo hanno una grande i giocatori hanno una responsabilità, chiaro. Però, ripeto, dobbiamo pensarci, tante volte quando siamo presi dall'evento, dalla partita, dalla propria carriera, perché si corre molto velocemente, non ci soffermiamo all'importanza tante volte che siamo visti da milioni e milioni di persone, tanti giovani. E adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Adesso lo sport, il calcio, l'Akragas batte in trasferta il Monreale e vola in vetta il servizio di Carmelo Lentini. Non è stato facile superare il Monreale del tecnico Rosario Bernardo, squadra giovane e combattiva che ha badato a trincerarsi nella propria metacampo e a rendersi pericolosa, quasi mai, a dire la verità, era in contropiede. Ne è venuto fuori un primo tempo equilibrato, con una certa prevalenza da parte acragantina, che poteva sfruttare meglio due buone occasioni per passare con Silvano. Nel secondo tempo l'Akragas accelera e raccoglie i frutti sperati grazie all'argentino Piuca, il quale sfrutta la corta respinta del portiere Ingrassia per portarsi in vantaggio. Sbloccato il risultato, il pallino del gioco passa inesorabilmente in mano biancazzurra e così al 70° arriva il raddoppio.
L'arbitro fischia un calcio di punizione dai 30 metri, il pallone penetra in aria, va a cozzare contro la traversa, ritorna in campo e come un falco la Vardera insacca di testa. Da questo momento in poi il Monreale si disunisce, il tecnico Anastasi effettua tutte le sostituzioni possibili e la gara non concede altre emozioni. Grazie a questi 3 punti l'Acragas raggiunge in vetta alla classifica sia il Canicattì che la Mazzarese e domenica prossima è atteso all'Esseneto dal derby contro i cugini del Casteltermini. Ed ora le interviste di fine gara. Ma più che altro a me interessa la prestazione della squadra, perché su questo campo è contro una squadra anche se giovane ma molto organizzata, che nel primo tempo non siamo riusciti a sbloccare il risultato. Mi interessa più la prestazione e il risultato. La classifica in questo momento non mi interessa, non la guardo, che siamo appena alla sesta di campionato. Inizia adesso il vero campionato dell'Acragas? No, il vero campionato dell'Acragas è iniziato dalla prima di campionato, però adesso man mano che si va avanti, come dicevo, la classifica si va delineando e escono fuori i valori delle squadre. E penso che quelle che siamo dal primo al sesto, settimo posto, non dico che siamo tutti allo stesso livello, ma io penso che sarà un campionato duro e battagliato fino all'ultima partita. Domenica all'Esseneto arriva il Casteltermini, un derby agrigentino, serve dare continuità ai risultati in casa Acragas? Serve dare continuità ai risultati, ma serve l'atteggiamento avuto oggi più che altro nel secondo tempo, perché noi dobbiamo affrontare tutti gli avversari, dalla prima in classifica all'ultima in classifica, sempre allo stesso modo e con la stessa cattiveria agonistica. Più che l'Acragas batte in trasferta 2-0 il Monreale e conquista il comando della classifica. Sì, è una vittoria meritata, come aveva detto un giorno fa, dovevamo lottare su ogni pallone, è stato così, ci portiamo questi 3 punti a casa. Che sapore ha questo primo gol con la maglia dell'Acragas? Bello perché è stato un gol che ha aperto la partita, e quindi l'importante di più è che la squadra ha vinto, e dopo chi segna è indifferente. Antonio Silvano, l'Acragas vince in trasferta il recupero di campionato 2-0 contro il Monreale e balza in vetta al campionato. Ciao, sì, oggi era troppo importante fare questa vittoria perché comunque ci dà morale e diamo continuità ai risultati precedenti. Te l'aspettavi di giocare subito titolare? Guarda, no, però il mister mi ha dato fiducia e lo ringrazio, spero di aver ripagato. Che partita è stata contro il Monreale? Guarda, è stata una partita molto difficile, è una squadra comunque che ha i suoi giocatori, un campo molto particolare, è difficile giocare qui, giocare palla, però c'è stata una frase che ha detto il mister in settimana, che su ogni campo c'è la chiave per entrare, e penso che oggi noi avevamo quella chiave. All'intervallo, negli spogliatoi, mister Anastasi cosa vi ha detto? Perché l'Acragas è tornata in campo più cattiva, più concentrata, più convinta di portare a casa la vittoria. Ma il mister era tranquillo, è entrato nei spogliatoi e ecco, ci ha dato grinta e ci ha detto di stare tranquilli, che se fossimo stati tranquilli comunque in un modo o nell'altro riuscivamo a sbloccare la partita e così è stato. Come si sta in vetta al campionato? Diciamo che dobbiamo pensare partita dopo partita, mettere sempre più punti ogni settimana e poi vediamo alla fine se il campo ci ripagherà. Psichiatri, neurologi e medici di base a confronto ad Agrigento su un tema attualissimo, sintomi della depressione ai tempi del Covid. Il nostro direttore Arturo Cantella. Psichiatri, neurologi, geriatri e medici di base si sono confrontati stamani su un tema attualissimo, sintomi della depressione ai tempi del Covid. L'incontro, organizzato dal dottor Giuseppe Provenzano, farmacologo, psichiatra, direttore sanitario della comunità terapeutica riabilitativa di Licata e coordinatore del modulo Alzheimer RSA, dal dottor Leonardo Giordano, psichiatra e direttore del modulo dipartimentale della salute mentale Agrigento 1. I lavori sono iniziati stamani all'Hotel della Valle di Agrigento. Cos'è cambiato nella nostra vita? Il Covid ha trasformato la nostra mente, è in atto vi è un cambiamento del nostro modo di vivere, di relazionarci con gli altri, di pensare il futuro. Su queste domande si sono confrontati gli specialisti nel corso del convegno. Oggi iniziamo a vivere, a confrontarci su queste problematiche, perché come dicevo ai colleghi, in effetti il Covid
ha lasciato molti traumi dal punto di vista della malattia fisica, ma sicuramente non ha trascurato gli aspetti anche mentali del danno. Per cui oggi ci occuperemo di valutare queste dinamicità e queste problematiche correlate alla post-Covid. Indubbiamente le richieste di aiuto sono cresciute tantissimo e anche la componente depressiva è aumentata notevolmente e anche l'ansia di tutti i giorni nel quotidiano, perché sicuramente il nostro stile di vita è cambiato con la paura di incorrere a tante problematiche e tanti traumi che abbiamo vissuto in tutto questo lungo periodo. Quindi diciamo, oggi ne parlate insieme ad altri colleghi, ecco, cosa resta diciamo, di questa esperienza anche diciamo, all'interno di una persona che definirei tra virgolette paziente? Beh, io oggi tratto due relazioni, una è correlata alla depressione geriatrica, dove ci sono delle innovazioni sicuramente, la modalità di vivere il lutto nel Covid, che è totalmente modificata, totalmente cambiata nel nostro costume, nel nostro modo di vivere, eccetera, con sicuramente dei danni a lungo termine che non conosciamo bene ancora. E l'altra problematica è appunto l'elaborazione del lutto che è mancata. In ogni civiltà si celebra il lutto, il dolore bisogna elaborarlo, se non si elabora che succede? Ce lo chiediamo e sicuramente porterà dei danni, comporterà dei problemi psichici e che siamo qui a cercare di capire e valutare e anche, se ove possibile, prevenire. Dottore, ecco, che consigli dare diciamo, in generale anche ai giovani che anche loro diciamo, hanno sofferto traumaticamente la chiusura? Beh, soprattutto evitare l'isolamento, cercare di vivere in gruppo, ma vivere bene in gruppo, bene, non con l'aggressività, con la litigiosità, con i comportamenti anomali che purtroppo sono devastanti e sicuramente peggiorano le situazioni. Per cui una buona salute mentale, cioè uno stile di vita adeguato e un comportamento adeguato. Sicuramente il tema è attualissimo, in realtà stiamo sottolineando e ribadendo un concetto che è antico quanto la storia dell'uomo, cioè il fatto che alcuni eventi che capitano durante la nostra esistenza lasciano a volte delle tracce profonde, talora indelebili, e segnano fino a tradursi in reazioni psicopatologiche di natura depressiva, dove praticamente può essere necessario l'osservazione specialistica. Oggi parleremo sostanzialmente del Covid, sull'impatto che questa emergenza epidemiologica ha avuto sulla salute mentale, tale da essere definita a quarta ondata, perché nel mondo circa 54 milioni di persone hanno sofferto di disturbi psicopatologici secondari all'esposizione diretta o indiretta, pensiamo per esempio ai lutti, alla condizione di isolamento, alla condizione di rarefazione dei rapporti sociali, dicevo, hanno contribuito certamente a far insorgere disturbi psicopatologici. Quindi è una ferita che si rimarginerà col tempo, cosa resterà all'interno diciamo, dell'uomo, dell'individuo in generale, di questa esperienza traumatica che ci ha visto chiusi per diverso tempo? È sicuramente un'esperienza che ricorderemo per lunghi anni. Certamente la maggior parte delle persone esposte avrà una reazione ottimale a questo stress, reagirà in maniera ottimale a questo evento. Una minoranza di persone sicuramente, qui poi il concetto di vulnerabilità è un concetto complesso che certamente non possiamo discutere in questa occasione, però sicuramente una minoranza di persone esposte avranno necessità di fare una terapia e di fare un percorso anche di natura psicoterapica. Ecco, come valuta questa ribellione, fra virgolette, verso il Green Pass, dottor? Dico, io sono assolutamente favorevole alla convalida del Green Pass, alla vaccinazione, per cui non posso non dire diciamo, che credo che sia assolutamente importante che ci vacciniamo tutti e che tutti quanti possiamo esibire il nostro Green Pass. Non la trovo una violazione della nostra privacy. Il Covid, la pandemia del Covid ha creato dei disagi mentali, psicologici, fisici enormi e questi ce li porteremo avanti per tantissimi anni. Ecco, lei che consigli dà diciamo, a chi ci ascolta per cercare di lenire un po' quelli che sono appunto gli effetti traumatici di quell'isolamento?
Vedete, è molto importante che si ritorni alla vita normale, è molto importante che chi ha sofferto di problemi di salute, chi ha sofferto di problemi psicologici si rivolga ad un professionista, perché questi possono aumentare se no sempre di più, specialmente nei giovani. I giovani bisogna osservarli, bisogna guardarli, bisogna chiedere a loro come stanno. E il ritorno alla scuola, il ritorno alla normalità vorrebbe dare una grossa mano a questa fetta di popolazione. Però c'è un rischio, stiamo vedendo quanto succede in Inghilterra, e di tanta gente che rifiuta anche il Green Pass e rifiuta anche di vaccinarsi. Cosa è il suo punto di vista, dottore? Io penso che ci sia un egoismo di fondo, perché cominciamo a chiedere a quelle persone che hanno perso il lavoro e che non hanno potuto aprire un ristorante, che non hanno potuto portare avanti delle attività. Pensiamo a loro e vedete quante di quelle persone sono fallite, quanti si sono ammazzati, quanti hanno pensato che la loro vita non valesse più niente. Soprattutto io mi sono occupato della riduzione di piacere, interesse, motivazione, slancio verso l'esistenza in generale, legata in partenza dalla condizione depressiva e poi invece indotta anche da alcuni trattamenti farmacologici che, come è vero che tolgono il dolore depressivo, spesso attenuano la gioia, il piacere, la fruizione delle cose belle che danno senso e gusto alla vita, e quindi della possibilità di trattare la depressione da un punto di vista farmacologico e psicoterapico con strumenti che possano restituire piacere, gioia e voglia di vivere e condividere. Ecco, questo periodo di trauma quanto durerà? Come influenzerà la vita futura del paziente? Ma il problema è che l'essere umano è estremamente adattabile e molti hanno trovato un adattamento a una vita di relazioni impoverite, schermate, protette dal monitor, dal display, come una condizione inizialmente di sofferenza, successivamente invece congeniale per mettersi al riparo dalla materia bruciante delle emozioni, dei sentimenti, delle passioni, e purtroppo questo ha finito in molti per impoverire la qualità delle relazioni, per rendere freddi e al riparo dal dolore, non comprendendo che dolore e piacere sono, come diceva Nietzsche, due sorelle gemelle, se sopprimiamo l'uno faremo fuori anche l'altro, e quindi c'è una grande necessità di recupero di vita quella presente ai sensi, percepita, che attraversa e che realizza un cambiamento catartico, dove per Aristotele dobbiamo ricordarci che la catarsi non era la purificazione dalle passioni, ma la purificazione attraverso le passioni. Quindi che consigli dare per il futuro? Ma di riprendere a correre il rischio di vivere. Va bene trattare il disagio, ma usciti fuori dalle condizioni di acuzie, non rimanere con una vita messa in banca e conservata sperando che un giorno possa fruttare l'1%, ma vivere attraversando tutte le emozioni, traendo insegnamento e facendo quello che i greci denominavano il patei matos, apprendere dalle passioni, attraverso le passioni. Ma felice di essere presente a questo convegno, felice di portare il saluto dell'Ordine dei Medici in un convegno su un argomento attualissimo, i sintomi della depressione post-Covid, e la viviamo giornalmente, i disturbi che ci riferiscono, l'insonnia, l'ansia, i disturbi gastrointestinali, che sono tutti disturbi post-traumatici da Covid. E questi disturbi derivano principalmente dall'isolamento a cui siamo stati costretti in questo periodo di pandemia. Se poi aggiungiamo pure altri fattori, anche le ristrettezze economiche per alcuni settori che non hanno lavorato. Bene, è importante perché conoscere, informarsi e aggiornarsi assicura il bene più bello che noi abbiamo, che è la salute nostra e di tutti i cittadini. È stato un momento anche drammatico
per la terza età, un momento dove questi pazienti sono stati lasciati soli dai familiari. Voi sapete che il mondo dell'anziano, la maggior parte soffrono di demenza e molti invece sono depressi e quindi non hanno avuto il sostegno della famiglia a fianco, vivono da soli, anche perché c'è un motivo, l'assistenza geriatrica purtroppo ancora da noi è un default, no? E quindi cosa bisogna dire? Bisogna dire che abbiamo cercato in tutti i modi, non solo con la terapia, ma anche sostenendo gli anziani che sono venuti nei nostri poliambulatori, anche con terapie diverse, cercando di far fare anche a casa attività fisica, tutto ciò che riuscivano a fare. Il circolo ad esempio non potevano raggiungerlo perché proprio si era tenuti a casa, e quindi cercare anche lì e insegnargli anche ad utilizzare il PC, che non è stato molto facile. Noi avevamo fatto dei corsi precedentemente a degli anziani e questa è stata una risorsa anche per alcuni gruppi che già sapevano utilizzare il PC, proprio perché da casa riuscivano a comunicare con i familiari. Ecco, queste cose, diciamo, nella prevenzione potrebbero essere fondamentali diciamo, nei casi in cui scoppia poi una pandemia del genere che ha colpito il nostro mondo. Naturalmente la depressione è stata un fatto che non ha colpito solo gli anziani, ma ha colpito molte altre, anche a livello, diciamo, dei professionisti e anche del nostro mondo. Si è cambiato anche il modo di agire, il modo di comunicare, anche perché è mancata quella parte sociale che a noi, ad esempio, siamo degli animali sociali, quindi non possiamo mai essere isolati. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.